Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta le avventure degli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto. Come sempre siamo in compagnia di Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, che saluto e ringrazio, ben trovato. Buonasera a voi tutti, ben ritrovati. E siamo qui per fare il punto della situazione sulle ultime attività, sulle ultime iniziative. Possiamo dire che gli ultimi mesi hanno visto gli alpini protagonisti su più fronti e insomma in Trovigne possiamo dire che si sta tornando alla normalità anche dal punto di vista delle feste, delle adunate, dei momenti di aggregazione, giusto? Sì, si stanno aprendo tutti, anzi abbiamo cominciato con grandi eventi e tanti gruppi a seguire, ecco, si stanno adoperando nelle loro rituali abituali, ecco, cerimonie e manifestazioni come prima del tempo pandemico. Beh, possiamo, andando un po' indietro nelle iniziative degli ultimi mesi, c'è stato intanto il ritorno della grande adunata nazionale di Rimini. Quali ricordi ha? È passata qualche settimana, noi ci siamo visti e sentiti proprio in quei giorni con un lungo reportage che abbiamo realizzato. Quali ricordi ci sono dell'adunata di Rimini? Beh, ricordo di una grande adunata, di un ritorno ai fasti del nostro movimento associativo, il fatto stesso che 80.000 penne nere abbiano sfilato lungo il largo viale che fiancheggia il mare Adriatico a Rimini, dopo essere stati anche a San Marino, non è da poco, in sostanza ci siamo rimessi in moto ed è stata una grande manifestazione con così cerimonie celebrative, ricordi, anche aspetti goliardici. C'è stato anche qualcosa che non è per nulla piaciuto, ma è già sbollito perché era tutto infondato. Ecco, sì, possiamo anche fare un veloce riferimento, tante polemiche, una ribalta che forse gli alpini non si aspettavano per un qualcosa, queste appunto molestie, così sono state definite, però a distanza di mesi il tutto pare che si sia dissolto, sbaglio? Sì, se ne poteva tranquillamente fare a meno di tutto ciò. Indubbiamente ci siamo trovati, dobbiamo confessarlo, anche impreparati a questo. Abbiamo solo capito molto tempo dopo, anche se è passato poco tempo, ma voglio dire da qualche giorno abbiamo capito che era tutto preparato, tutto predisposto, pretestuoso, che si è attaccato a un movimento, quello dell'Associazione Nazionale Alpini, che indubbiamente per i valori che porta, per gli insegnamenti che vuole dare e per l'esperienza vissuta all'ombra e alla luce meglio della storia, della memoria, del ricordo, ecco, siamo diventati forse così riusciti a dar fastidio a taluni, ecco, che hanno inscenato cose verosimili d'altro mondo. Del resto noi siamo anche pronti, abbiamo detto, tanto a difenderci a questo punto attraverso le vie legali, quanto anche a sanzionare severamente laddove effettivamente qualcosa emergesse di cattivo gusto, di comportamenti inaccettabili da parte di qualche nostro associato. Ma di tutte quelle 500 denunce di cui si era fatto cenno, alla fine abbiamo scoperto che ce n'era una e verso la quale la Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione. Ecco, io sono sicuro che comunque gli alpini vigileranno ovviamente nelle prossime adunate perché tutto possa svolgersi secondo i valori che appunto gli alpini portano avanti e ovviamente con quel clima goliardico di cui facevamo riferimento anche prima che connota da sempre insomma, le adunate nazionali. Giusto? Sì, certo, Rimini del resto ci è servito da lezione
Quindi ci stiamo adoperando e predisponendo per attuare tutte le misure necessarie a fronteggiare qualsivoglia evento nuovo o comunque che possa in qualche modo insidiare, ecco, la regolarità della manifestazione. Ci ritroveremo tutti, i Presidenti d'Italia col Presidente nazionale del Consiglio direttivo il prossimo 30 luglio, studieremo a fondo anche questa questione e guardiamo a Udine il prossimo anno in terra chiaramente e completamente alpina, ecco, con i migliori auspici e con l'intendimento proprio anche di prepararci al meglio alla 94esima Dunata Nazionale. Chiusa la parentesi sulle polemiche che così abbiamo affrontato anche noi questo tema spinoso che ha tenuto banco per molto tempo, quindi l'abbiamo affrontato anche noi qui perché qualcuno ci aveva detto ma non avete parlato di... Allora, adesso abbiamo sentito anche la posizione di Introvigne, posizione che è stata ben esplicitata anche nel corso della Dunata sezionale, perché con le nostre telecamere abbiamo seguito in una calda e assolata mattina di giugno in quel di Cappella Maggiore, abbiamo documentato la Dunata sezionale appunto della sezione di Vittorio Veneto. Introvigne, com'è andata la sezionale di quest'anno? Anche qui si tratta di un ritorno alla normalità. È andata benissimo, direi, anche se a ranghi un po' ridotti rispetto al passato, ma indubbiamente il Covid ha segnato la strada, ha segnato il tempo, ha toccato anche elementi di nostri associati, ecco, così portando anche qualche poca voglia, ecco, qualche assenza, ma per il resto nei contenuti, nella forma, nella sostanza siamo tornati anche noi al passato. Abbiamo ripreso la nostra buona abitudine di celebrare la Dunata sezionale mettendo in campo, ecco, tutte le nostre componenti, i gruppi e le peculiarità che ci contraddistinguono, voglio dire i gruppi, reparto salmerie, i cori e anche con manifestazioni collaterali preparatorie di direi elevato grado di cultura, per cui non facciamo solo sfilate eccetera, ma mettiamo anche dei contenuti, ecco, che lasciano anche traccia sul luogo e sono anche del resto ben accetti dalla popolazione. E appunto la popolazione ha accolto festante gli alpini in quel di Cappella Maggiore. Questo per fare un po' un riassunto degli ultimi mesi, ma gli alpini sono, direi, freschi del raduno Triveneto, il raduno del terzo raggruppamento degli alpini. Beh, insomma, la memoria corre immediatamente al raduno Triveneto del 2018, quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando, però quest'anno il raduno era abbastanza vicino a noi, ad Asiago. Come è andata Introvigne? Un grande evento, una grande manifestazione, ricca soprattutto di contenuti di grande alpinità nel vero spirito proprio dell'associazione. Noi siamo riusciti a rivivere un momento intenso sviluppato su 3 giorni del resto, laddove, ecco, sono emersi solo ecco, ripeto, i valori, il ricordo, la memoria e anche l'impegno a guardare il futuro con fiducia, a guardare soprattutto alle nuove generazioni a cui poter proporre qualcosa di utile e di significativo. Sono stati 3 giorni, ripeto, con la celebrazione all'ossario ad Asiago del venerdì pomeriggio con la resa degli onori, ma poi grandissimo, ecco, evento all'Ortigara che del resto tutti sanno è per noi il calvario degli alpini sabato con una cerimonia che ha toccato davvero il cuore lassù dove è nata la nostra storia, quantomeno come associazione, lassù dove dovevamo celebrare 2 anni fa il 100° anniversario della prima Dunata nazionale, posticipato di 2 anni appunto causa Covid, ma la partecipazione è stata larga, intensa, sentita proprio e tanto, ecco, ripeto, da creare emozione.
La fermo in Trovigne perché a questo proposito ripercorriamo i giorni della Dunata Triveneta degli Alpini e abbiamo un primo servizio che ci viene fornito dall'ANA Nazionale che riguarda proprio il momento intenso, toccante all'Ortigara. Il raduno del terzo raggruppamento triveneto si è intrecciato nel fine settimana con il pellegrinaggio solenne in Ortigara. Sul Calvario degli Alpini, come viene chiamata la rocciosa montagna vicentina, teatro di sanguinosissime battaglie, le sezioni di Verona, Marostica e Asiago hanno saputo radunare centinaia di penne nere, che hanno reso omaggio ai caduti italiani alla celebre colonna Mozza e a quelli austro-ungarici ponendo un'altra corona al monumento che li ricorda. Proprio il tema della memoria ha caratterizzato l'intervento del presidente nazionale Sebastiano Favero. Senza memoria non c'è condivisione di valori, senza condivisione di valori non c'è identità e se non c'è identità non c'è neppure una comunità in grado di vivere in pace. Venire qui vuol dire fare sacrificio, vuol dire essere pronti, vuol dire essere disponibili, vuol dire dare quella testimonianza che è qualcosa di fondamentale, perché noi vogliamo e crediamo anche a un futuro che possa essere migliore, ma questo futuro senza i valori, senza la memoria, non c'è e non ci sarà. Nel giugno del 1917, al termine di quella che viene considerata la più terribile battaglia in ambiente montano mai combattuta, sulle rocce dell'Ortigara rimasero i cadaveri di 30.000 soldati italiani e 10.000 imperiali. A 100 anni di distanza da quella tragedia, l'Associazione dei Premi Nobel per la Pace ha riconosciuto ufficialmente che l'ANA lavora quotidianamente per costruire un mondo senza guerre e senza aggressioni. Quella costruita, quella vera, quella che noi facciamo ogni giorno in silenzio, aiutando chi ha bisogno e lo facciamo anche nei momenti più drammatici. Questa volontà è oggi interpretata anche dagli alpini in armi. Sicuramente difendiamo quelli che sono i sani principi stabiliti dalla nostra Costituzione per costruire una situazione pacifica, non sicuramente per peggiorare la situazione. Queste le immagini del momento intenso all'Ortigara. In Trovigne, di la sua partecipazione a questo momento, quali emozioni ha suscitato in lei e quale istante si porta nel cuore di questo particolare momento celebrativo? Emozioni forti perché lassù in una giornata peraltro splendida, un cielo terso, un sole che abbagliava gli occhi, in cima a quella pietraia dove ci porta lontano appunto nel tempo indietro. Là abbiamo potuto capire il valore che ha il senso dell'atrocità della guerra, il danno che arreca e di converso anche il senso invece della pace, la grande necessità che c'è di pace nel mondo. E allora ci sono stati, sottolineo 3 interventi significativi di grosso spessore importanti, che sono stati quelli del generale di Corpo Armata Gamba, comandante delle truppe alpine, quello del nostro presidente nazionale Sebastiano Favero, ma anche quello del vescovo di Padova che ha concelebrato la Santa Messa lassù, Monsignor Cipolla. Direi che il tema fondamentale alla fine è stato quello appunto della pace e che lo sottolinei un generale di Corpo Armata, comandante delle truppe alpine, è molto significativo. Lassù dove le vite umane sono state centinaia, decine e decine di migliaia, voglio dire, lassù dove si sono scontrati 2 eserciti l'un contro l'altro armati a pochi metri di distanza, lassù dove poi è tornata a vivere la pace, abbiamo trovato l'ispirazione per condannare la guerra che c'è nel mondo, in tante parti del mondo, ma soprattutto anche per stigmatizzare quello che sta succedendo nella nostra vicina Europa, in Ucraina, per mano della Federazione Russa. La guerra, come dire, è combattuta sempre da almeno due parti, però dobbiamo fare un distinguo fra chi subisce e fra chi aggredisce. E noi lassù, da alpini che hanno passato una storia ricca appunto di tanti momenti nefasti, lassù abbiamo voluto lanciare questo grido di allarme, perché tutti dobbiamo pensare al passato per guardare a un futuro migliore, cercando la
pace, come diceva il Presidente nazionale, la pace non ci è donata, non piove dall'alto, ma va cercata ogni giorno attraverso la nostra vita, le nostre gesta, il nostro vivere. Quindi un messaggio quanto mai attuale, quello che è stato lanciato proprio dall'Ortigara, ma devo dire in generale anche da tutta la 3 giorni della Dunata Triveneta ad Asiago. Andiamo a vedere ancora altre immagini e poi chiederò ad Introvigne di raccontarmi anche la grande sfilata di domenica. Andiamo a vedere alcune immagini e sentiamo nuovamente il Presidente Sebastiano Favero e il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Il sacrario con i resti dei militari morti e i bambini che sventolano la bandiera tricolore. Il dolore per un passato atroce e i sorrisi spalancati sul futuro, la guerra e la speranza. Sono le immagini che sintetizzano il raduno ad Asiago degli alpini del terzo raggruppamento, a cui fanno capo tutte le sezioni del Veneto, del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia, 3 regioni dove gli alpini da 2 secoli sono un punto di riferimento sociale e culturale imprescindibile. La regione è qui, diciamo, in forte presenza per ringraziare gli alpini per tutto quello che fanno, si pensa alla protezione civile, all'attività sanitaria, il Covid e molto altro ancora, il soccorso alpino, insomma tutte le attività di volontariato, e direi che se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Sul palco delle autorità l'assessore regionale Elena Donazzan con i colleghi di giunta ha applaudito le penne nere che sfilavano orgogliose con i loro cappelli, i loro gagliardetti e i loro striscioni. Ad Asiago non ha voluto mancare neanche Rino Merlo, 102 anni, alpino del gruppo San Bortolo della sezione di Vicenza, testimone di un'epoca in cui il servizio militare obbligatorio non serviva soltanto a formare l'esercito italiano, ma anche una coscienza civica condivisa. Oggi il presidente nazionale Sebastiano Favero chiede che siano trovate formule nuove per la trasmissione di quegli stessi valori. Qualcuno maldestramente nel passato ha voluto dare un colpo di spugna alla storia e all'identità alpina. Noi abbiamo dimostrato, lo dimostriamo con le adunate, dico noi come veneti, ma comunque anche altre regioni, e con ad esempio questo raduno triveneto che crediamo nell'identità alpina, ma abbiamo anche gli uomini e donne che quindi sfilano e quotidianamente poi si dedicano alle attività. Il raduno del terzo raggruppamento per la partecipazione popolare, festosa ma sempre ordinata e composta è paragonabile senza dubbio alla Dunata nazionale che Asiago aveva ospitato nel 2006. Terzo raggruppamento, detto anche il raggruppamento del Triveneto, essendo il più numeroso della nostra associazione, sicuramente ha i numeri per poter realizzare quanto stiamo facendo. Facciamo le nostre cose, le facciamo volentieri, l'importante è trovarsi assieme, questa è la cosa più importante. Nel 2023 gli alpini del terzo raggruppamento si raduneranno a Belluno. E abbiamo visto con emozione le immagini, ovviamente un Asiago tirata a festa, quella che ha visto protagonisti gli alpini del terzo raggruppamento, ma non solo, perché come si accennava nel servizio, insomma l'impronta era quella quasi di una Dunata nazionale che tra l'altro qualche anno fa Asiago ha proprio ospitato. Allora Introvigne, altri momenti oltre a quello dell'Ortigara di cui abbiamo parlato prima che ci vuole raccontare, così è passato qualche giorno ma le emozioni sono ancora ferventi. Beh, la domenica c'è stata la grande sfilata che come sempre conclude le nostre manifestazioni con una partecipazione di pubblico, di cittadinanza inverosimile. Era da tanto tempo che non la vedevo più tale. Io ricordo a questo proposito il 2018, Vittorio Veneto, il nostro grande raduno. Ecco, ad Asiago ho visto la folla, erano assiepati su ambo i lati lungo tutto il percorso che era di un paio di chilometri e tutti che applaudivano. Ho visto, ecco, ho respirato aria di un luogo dove regna davvero l'alpinità, la terra, ecco, che lascia questo grande segno, non c'è stato nessun altro evento esterno di disturbo,
Quindi abbiamo potuto anche, come dire, concentrarci sulle manifestazioni dei giorni precedenti, anche sugli aspetti di cultura, di storia, di ricordo, e poi anche ne dare la dimostrazione che non è folclorismo. Il nostro è un modo di presentarsi, ecco, al mondo, alla patria, all'Italia, ai nostri cittadini, ecco, riuniti, ordinati per dare testimonianza di esserci sempre quando c'è bisogno, nel momento di aiuto, verso la solidarietà, verso l'impegno, ecco, che noi ci prefiggiamo proprio di portare avanti, anche se in modi e forme diverse man mano che passa il tempo, e questo è legato anche ovviamente alle risorse che possiamo mettere in campo, quelle materiali, se non quelle finanziarie, ma soprattutto quelle umane, quindi il calo della forza fisica, ma il crescere della volontà dello spirito. Ecco. E con questa grande chiusura abbiamo avuto anche l'onore appunto della presenza del governatore nostro, il presidente della Regione del Veneto, dottor Luca Zaia, che è stata peraltro appunto significativa, insieme anche all'assessore Donazzan, che è stata con noi il giorno prima sull'Ortigara, e poi di tante altre anche autorità, i sindaci, tanti sindaci con noi, di tutte le sezioni del Triveneto ci hanno accompagnato, seguito, io li devo anche pubblicamente ringraziare perché viviamo i problemi delle comunità e viviamo a fianco ai sindaci, ecco, nel seguire ciò che accade proprio in noi, di fronte a noi e tra le nostre case e le nostre famiglie. Quindi ecco, torno a dire, grande evento che ci ha lasciato proprio il segno, e un aspetto, ecco, direi il più emozionante di domenica è stato quando durante la sfilata abbiamo fatto la svolta a sinistra e ci siamo trovati di fronte al vialone che sale crescendo verso il colle dove c'è l'ossario, ecco, di Asiago, e là veramente è stato, ecco, così, un'emozione forte, un colpo al cuore, un sentimento che non ho provato solo io, ma che tanti altri hanno vissuto e che mi hanno confessato. Ecco, questo per quello che riguarda le emozioni di Introvigne, ma non solo. Gli alpini di Vittorio Veneto numericamente erano presenti in quali numeri, e soprattutto si sono comportati bene? Tutto a posto? Sì, assolutamente sì, c'è anche, dobbiamo ammettere, un po' di goliardia, c'è anche un po' di festa, c'è anche qualche bicchiere in più, però senza nessun atteggiamento, senza nessuna, come dire, ripercussione tale, ecco, da essere presa quale esempio negativo. È anche giusto divertirci un po' insieme e fare nello stesso tempo anche attività assolutamente serie. La nostra presenza era sulle 300 unità, direi grosso modo, non tantissimi sui 2200 iscritti, però dobbiamo tener conto anche dell'età media che gli alpini ormai hanno, e anche delle opportunità che gli anziani, quelli che faticano a muoversi, hanno attraverso i media, attraverso anche questo canale televisivo qua, di vivere il momento, ecco, celebrativo della dunata, in questo caso del raggruppamento, attraverso la comodità di una poltrona da casa, e quindi hanno soddisfazione anche in questo. Certamente, certamente. Stiamo vedendo alcune immagini proprio personalizzate che riguardano la partecipazione di Vittorio Veneto, e per questo ringraziamo Elena Facchin che ce le ha messe a disposizione. Abbiamo visto prima anche il grande bandierone della Valle Appisina che fa sempre la sua grande figura, e quindi l'appuntamento adesso è a Belluno l'anno prossimo con il Triveneto, giusto? Sì, Triveneto prossimo è a Belluno, come avevamo anzitempo deciso a livello dei presidenti del terzo raggruppamento. Noi abbiamo assistito al passaggio della stecca ad Asiago, in quella magnifica piazza che sta tra la sede municipale e il Duomo di Asiago, e con due interventi anche molto significativi, quello di due sindaci, quello come dire cedente di Asiago, quello subentrante del Pellegrin, medaglia d'oro olimpica, peraltro è alpino, neosindaco di Belluno.
e seguito dal saluto del presidente Biasi di Asiago e dell'incoraggiamento verso Lino De Pra, presidente di Belluno, che ha preso il fardello di questo grande evento. Siamo vicini di casa, noi abbiamo anche assicurato la nostra collaborazione laddove fosse necessario o richiesta, ma insieme facciamo anche tante altre attività, a cominciare già da mercoledì prossimo. Allora, mercoledì ci sarà un momento particolare, quindi chiudiamo il grande capitolo dedicato alle adunate, agli appuntamenti che hanno visto la partecipazione anche degli alpini di Vittorio Veneto. Quindi mercoledì 20 luglio in Visentin che cosa succede? Allora, noi siamo dentro a pieno ormai a un programma che si chiama 150 cime ed è in relazione alla ricorrenza quest'anno del 150° anno di fondazione del Corpo degli Alpini, 15 ottobre 1872. Ecco, è una delle tante iniziative, oltre alla staffetta di cui abbiamo, credo forse già parlato e se non l'abbiamo fatto lo faremo a breve, che è passata anche per Vittorio Veneto, partita da Ventimiglia e andata poi a Trieste attraverso tutte le Alpi e i luoghi della nostra storia. Ecco, nell'ambito di queste celebrazioni saliremo al Colle Visentin da due fronti, da nord con la sezione ANA di Belluno, da sud la sezione ANA di Vittorio Veneto, ma insieme anche agli alpini in armi del 7° Reggimento Alpini di stanza a Belluno. Andremo lassù a rendergli onori, e anche c'è un monumento, a fare il solenne alzabandiera, e in contemporanea con altri 150 posti in Italia alle ore 12 accenderemo dei fumogeni tricolori per dare significato a questo nostro momento e anche per mettere in luce la bellezza e l'importanza della nostra patria Italia e delle sue montagne, dove troviamo tanta ispirazione. Quindi questo è un appuntamento proprio imminente, lo ricordo, mercoledì 20 luglio, quindi in 150 vette italiane, in 150 posti ci sarà questo ricordo ovviamente per il 150° del Corpo degli Alpini. Lo diceva poc'anzi in Trovigne, qualche settimana fa il passaggio della staffetta alpina qui a Vittorio Veneto, partita da Ventimiglia, arrivata a Trieste. Non solo un momento importante e significativo, ma tanti momenti importanti e significativi, perché la staffetta, nel momento in cui è entrata in territorio comunale da nord diciamo il primo punto di partenza è stato a Porta Cadore, ogni qualche centinaio di metri, in Trovigne mi corregga se sbaglio, veniva bloccata, fermata, perché c'era un monumento, una targa, qualcosa di significativo che valeva la pena di essere così omaggiato da questa staffetta. Noi l'abbiamo proposta praticamente quasi in presa diretta e i nostri telespettatori hanno potuto godere dei vari momenti, come forse solo gli staffettisti sono riusciti a vederli tutti, insomma, e pochi altri. Allora ci racconti anche qui com'è andata quella giornata e poi anche il grande arrivo prima in Piazza del Popolo e poi in Piazza Giovanni Paolo I della staffetta con le allocuzioni ufficiali. Sì, beh, possiamo anche riassumere brevemente, è stato molto significativo. Io direi che proprio cogliendo questa occasione, questa opportunità, la staffetta non poteva che passare in Vittorio Veneto, la città simbolo dell'unità nazionale, la città dove nella Grande Guerra è finita, la città denominata dalla vittoria, la città dove anche noi cerchiamo oggigiorno la pace dopo aver celebrato la vittoria. Ecco, questo passaggio della staffetta del ricordo, della memoria, abbiamo colto l'opportunità, che mi pareva anche significativo e importante, di fare riferimento a quei tanti luoghi che sono parte della nostra storia patria, che sono molto significativi e talvolta anche dimenticati. Ecco allora che a partire da Porta Cadore, dove c'è stato l'ingresso ufficiale della staffetta e dove ha trovato anche, si sono inseriti i nostri alpini in congedo,
che l'hanno poi affiancata nel percorso. Ecco, poco, direi 150-200 metri dopo ci siamo fermati davanti alla casa natia di una medaglia d'oro a valor militare, Alessandro Tandura, il primo paracadutista d'Italia, il primo a fare le operazioni lanciato da un aereo oltre le frontiere nemiche, e poi tante altre cose, insomma, tanti meriti che ha avuto Alessandro Tandura. Ed è stato anche una, come dire, per certi versi una riscoperta da parte di tante componenti che hanno partecipato alla staffetta, non ultima anche degli alpini in armi, così hanno avuto l'opportunità poi di partire da là, di salire la rampa che porta in cima e a scendere poi a via Roma, in via Martiri della Libertà, soffermarsi davanti alla casa che è stata la casa di abitazione di un'altra medaglia d'oro a valor militare, Camillo De Carlo, non un alpino ma un valoroso testimone della nostra storia che amava tanto gli alpini e che ha chiesto anche di trovare sepoltura in una cappella degli alpini su a Calalzo. Desiderio che non si è mai concretizzato, ma che noi abbiamo comunque onorato proprio lo scorso anno andando lassù a fare una cerimonia, a portare una lapide con il suo ricordo. Ecco, noi alpini di Vittorio Veneto insieme agli alpini della sezione Cadore e con anche il concorso degli alpini della sezione Belluno. Quindi anche questo è un altro bel momento. Poco più avanti, svoltando a sinistra, ci siamo fermati davanti al Sacrario delle Bandiere in piazza Foro Boario, là dove sono custoditi i cimeli, i ricordi, le bandiere di reparti che non sono più operativi e soprattutto rendendo gli onori al gonfalone della Presidente nazionale dell'Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che come ben sappiamo è stata da poco ricostituita e che comincia anche a trovare accoglienza, si sta allargando la sua presenza in l'abbiamo Italia. vista sfilare il 2 giugno, tra l'altro a Roma. Sì, il 2 giugno è stata a Roma, ma lo era stato anche il 24 maggio in occasione della festa dell'esercito e poi in altri eventi. Ecco, quindi anche quello è un momento significativo. Ripartiti via Cavour, prima di iniziare il Viale della Vittoria sulla destra del largo Giovanni Bortolotto, altra medaglia d'oro al valore militare, la cui medaglia appunto copia anche trova onore sul nostro vessillo assieme a quella di Tandura, di Pagliarin, ecco, e di Luigino Alessandro Tandura. E là ecco, c'era la rappresentanza degli artiglieri, perché quello è un monumento dedicato agli artiglieri e appunto Giovanni Bortolotto era un artigliere alpino da montagna. Quindi Piazza del Popolo, Viale della Vittoria, Piazza del Popolo, solenne cerimonia, là abbiamo reso gli onori ai caduti come ci è dovuto, il luogo del resto era ed è quello che meglio si addice a eventi di questo tipo, e abbiamo fatto il solenne amai della bandiera della giornata, ecco, utilizzando proprio anche della bellezza del nostro luogo, della nostra città, laddove in cima ecco, arrivano al vento le 4 bandiere tricolori, ecco, e quindi è sempre un momento così che crea anche questo una certa commozione, ecco, una certa intensità. Ripartiti da lì, appena dietro al municipio, piazza Medaglia d'Oro, ci si è fermati davanti all'urna che contiene le 11 terre dei campi di battaglia, sui quali sono stati raccolti i resti mortali dei caduti, ignoti, ecco, una delle quali salme è stata poi identificata da Maria Bergamas nella Basilica degli Aquilei ed è diventata la salma del milite ignoto, che è stata traslata al Vittoriano a Roma e là ancora si trova e che trova appunto gli onori della patria intera. E questo eravamo più o meno a metà del percorso in sostanza, poi a ripartire un ricordo, ecco, della storia alla fontana degli Arditi, dove trovarono appunto, si dissetarono, ecco, i primi entranti in città per la liberazione della Grande Guerra, e poi giù a salire in piazza Giovanni Paolo I, davanti al Museo delle Battaglie. Qua non occorre descriverlo e dipingerlo, ma sappiamo benissimo quale centro e quale significato ha quel luogo, sotto la loggia del Sansovino,
e tra l'altro con l'intervento anche non solo del vice sindaco della città che ci ha portato il saluto, del saluto che ho reso io e il benvenuto a tutte le varie componenti, ma anche l'intervento del nostro vescovo, Monsignor Corrado Pezziolo, con Sua Eccellenza ha avuto anche così la bontà di aderire al nostro invito e ne abbiamo approfittato per fare un momento di riflessione e di ricevere anche la benedizione così che sia che ha di buon auspicio per la pace nel mondo. Quindi possiamo dire che gli alpini in questi mesi non si sono annoiati per niente, giusto? Direi proprio di no, anche perché queste che stiamo descrivendo sono state le celebrazioni principali, gli eventi, ma ecco, di minor tono ce ne sono tanti altri impegni, ecco, direi quasi al quotidiano, ma vanno vissute del resto nelle nostre comunità, ecco, quelle che sono le tradizioni degli alpini attraverso le celebrazioni e le manifestazioni dei nostri 19 gruppi. Dunque, siamo quasi in chiusura perché qui il tempo a nostra disposizione è quasi finito, ma ha ancora qualche appuntamento. Beh, c'è il pellegrinaggio in Adamello il 24. Beh sì, i nostri prossimi giorni, i nostri 3 baldi alpini, giovani un po' più in forze, anzi parecchio più in forze di me per la Lei verità. non sale in Adamello? Saliranno all'Adamello, porteranno il nostro vessillo lassù dove vi assicuro pochi vessilli arrivano. È un evento che ormai succede da qualche anno e qua ringraziamo, facciamo solo i nomi, i prenomi anzi, Andrea, Aredo e Larry, che ci rappresentano degnamente in quella cerimonia solenne, del resto solenne. Valorosi salgono. Sempre tra gli appuntamenti, poi abbiamo lunedì 25 sul Lagazzuoi, mi viene suggerito. Questo è un appuntamento molto molto importante e significativo, sempre nell'ambito delle 150 cime. La cerimonia è solenne al punto tale che interviene il Labaro Nazionale in cima appunto al Lagazzuoi, ma non solo il Labaro Nazionale a cui renderemo gli onori, ci sarà la presenza, quantomeno insomma quella è programmata, speriamo che possa concretizzarsi, del Ministro della Difesa ed anche del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quindi questo è il massimo che possiamo realizzare in montagna nell'arco appunto delle celebrazioni dei 150 anni. Speriamo allora che le questioni del governo non compromettano. Facciamo i debiti scongiuri e speriamo che possa realizzarsi questo lungimirante e grande progetto. Sempre nel corso di questi mesi estivi un campo scuola degli alpini? Sì, è stato messo in campo anche quello. Allora è nata dalla collaborazione di 2 gruppi alpini, uno nostro che è quello di Fregona e il gruppo Città della sezione di Treviso. Dobbiamo dire che, come altre volte ho ricordato, dopo la grande adunata del Piave del 2017, è nata una sinergia, una collaborazione fra le 4 sezioni, un legame stretto che ci è invidiato dall'Italia alpina intera in sostanza, perché credo sia l'unico esempio o uno dei pochissimi senz'altro di un rapporto così di fratellanza, di stima, di collaborazione. Ecco, e attraverso l'attività di questi 2 gruppi è nata l'idea di creare un campo scuola a Cadolten, quindi in Consiglio, con una rappresentanza di ragazzi, di giovani. Cominciamo con pochi, una ventina grosso modo, delle 2 zone insomma, che gravitano su Vittorio Veneto e su Treviso, offrendo loro la possibilità di quello che è il nostro abituale ormai modo di fare campo scuola, attraverso le regole, la disciplina degli alpini, ma attraverso anche attività ludiche, ma anche attività culturali, conoscitive del territorio, di primo soccorso e quant'altro. Ed è un'esperienza che i ragazzi vivono con intensità e lasciano un gran bel ricordo anche in noi, perché vediamo la loro partecipazione convinta e impegnata. Qui si potrebbero aprire tanti discorsi sull'opportunità di ripristinare dei periodi di formazione, chiamiamoli così,
che possano portare avanti i valori degli alpini, ma non abbiamo tempo, quindi lo rimandiamo in Trovigna a un'altra volta. Ma nel frattempo vorrei ricordare che sono in corso 12 campi scuola dell'ANA a livello nazionale, a cominciare dalla Sicilia a Linguagrossa, ad Aosta e all'Alto Friuli, dove ecco, le presenze sono di ragazzi ben più maschi e femmine in questo caso, di età superiore, che vanno dai 16 ai 26 anni. Ultimo appuntamento che vogliamo sottolineare in questa puntata, perché probabilmente non ci vedremo prima dell'ultima settimana di agosto, l'ultima domenica di agosto, è la cerimonia al Bosco delle Penne Mozze, che anche quest'anno avrà luogo. Siamo giunti sì, al 51esimo raduno al Bosco delle Penne Mozze, che ormai è diventato un evento di portata nazionale, e lo celebreremo appunto l'ultima domenica di agosto, quest'anno il 28, come sarà sempre in questa data anche gli anni a venire, perché è libero da altri eventi di pari importanza e dignità che si svolgono sul territorio vicinioro al nostro. E quest'anno abbiamo anche un momento particolare in questo, nel senso che inaugureremo il busto proprio ai margini del bosco di colui che è stato l'ideatore del Bosco delle Penne Mozze, che ha avuto questa brillante idea, e trattasi del professor Mario Altarui. Ecco, quindi abbiamo pensato, dopo la grande cerimonia del 50° anniversario dello scorso anno dalla fondazione, quest'anno ecco, di dedicare alla futura memoria imperitura, ecco, ricordo di colui che ha come dire, ideato questo grande luogo, dove sappiamo bene trovano insomma memoria e ricordo tutti i caduti alpini della provincia di Treviso, ma non solo, perché l'anno scorso abbiamo anche ultimato l'albero del ricordo con una targa di tutte le sezioni d'Italia, a cui si è aggiunta anche quella della sezione di Vancouver in Canada. Questo quindi l'ultima domenica di agosto, il consueto appuntamento al Bosco delle Penne Mozze. In Trovigna mi pare che abbiamo detto tutto, abbiamo raccontato gli appuntamenti passati, abbiamo annunciato gli appuntamenti futuri. Ultimi istanti, il microfono è per lei per salutare anche gli alpini della sezione di Vittorio Veneto e non so, augurare buone vacanze, oppure è bene che possono gli alpini andare in vacanza? Gli alpini, beh, insomma, c'è chi va in vacanza, ma c'è chi lavora sodo anche nel periodo estivo, come sempre. Allora gli impegni, come abbiamo sentito, non mancano. No, io faccio appello a tutte le forze attive, soprattutto a quelli che possono dare una mano o contribuire, perché gli impegni sono tanti. E nel ricordo anche e nel rendere onori a chi in passato ci ha preceduti e ci ha introdotti su questa strada. Anche i bisogni della collettività non vengono certo meno per la calura, forse anzi se va avanti così credo che dovremo intervenire anche su questo fronte qua, speriamo di no. Facciamo volentieri un bagno d'acqua piuttosto che patire tanta calura e arsura. Però ecco, detto questo, quello che è il mio saluto e l'augurio è quello proprio di riunirci tutti il più possibile, di andare comunque, ecco, abbiamo messo anche in atto un programma che è quello di portare la nostra presenza alla visita a casa degli anziani e degli ammalati, di quelli che non possono muoversi, di far sentire loro la nostra vicinanza e di come dire, riprendere appieno, sperando che questa maledetta pandemia abbia prima o poi a cessare, perché in questi giorni insomma se ne sta parlando di un'ampia diffusione. Sì. Speriamo bene per il prossimo autunno, quindi auguri a tutti, buona salute, buon lavoro, buone vacanze a chi può e riesce a farle. E io ringrazio Francesco Introvigna come al solito per la disponibilità. Ormai i nostri appuntamenti qui in studio sono abbastanza calendarizzati e va bene così, so che i nostri telespettatori aspettano anche questo nostro appuntamento. A proposito, sono tanti, devo dire la verità, e li ringrazio, gli alpini, soprattutto della zona di Vittorio Veneto, della città di Vittorio Veneto, che ci fermano chiedendoci informazioni riguardo al nostro canale televisivo, perché gli alpini dicono: ma quando è che potremo tornare
tornare a vedere sul canale televisivo La Tenda TV. Sappiate, do anche questa comunicazione, che noi stiamo lavorando su molteplici fronti per cercare di trovare una soluzione al problema, che però al momento, dobbiamo essere sinceri, non sembra essere all'orizzonte. Quindi noi stiamo lavorando sodo, però insomma dobbiamo anche scontrarci, diciamo, con la realtà. Quindi insomma ci stiamo inventando tutte le soluzioni possibili per tornare in onda in qualche forma, però insomma al momento è così. In Trovigne non possiamo, miracoli ancora non siamo attrezzati, però insomma la vicinanza degli alpini c'è e in tanti ci stanno fermando. Insomma, purtroppo in questi... Sadlex, Duralex, esatto. E contro la legge non possiamo andare. Per quanto possiamo ritenerla, ecco, non dico ingiusta ma non opportuna. Ecco. Sì, ma insomma... Tanti mi dicono che qualora dovessimo andare in carcere ci porterebbero anche le arance, eccetera, però non ci teniamo al momento. Grazie ancora una volta a Francesco Introvigne per essere stato con noi questa sera, grazie a Maurizio Casetta che sovrintende la buona riuscita della trasmissione, grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima e ovviamente viva gli alpini!